qui, grazie all'amministrazione che ci ha dato la possibilità di usufruire di queste sale, e grazie soprattutto al museo e ai volontari. Io volevo solo dire una cosa. Quando Simone mi ha mostrato per la prima volta l'Esplanade del Vangelo di Marco, io sono rimasto veramente sorpreso dalla complessità e dall'importanza del lavoro che era stato fatto e che adesso si ritrova anche nel Vangelo di Luca. La prima cosa che mi era venuta in mente, al di là del fatto che sicuramente è un lavoro che mostra quanto vivo e quanto espressivo, che ricchezza espressiva può avere un dialetto anche nell'affrontare un tema così difficile come sono le Sacre Scritture. La cosa che mi era venuta in mente era un altro libro che avevo letto un po' di tempo fa, che era questo, La Bibbia a Rocco, e c'è un filo, secondo me, di riflessione. Io vi ero segnato 3 date: 1455 Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili e la prima cosa che viene prodotta è la Bibbia. 1517 contro la Riforma, Lutero espone le sue tesi sul portale della cattedrale di Wittenberg. 1545 Concilio di Trento, durerà 20 anni. Nel corso del concilio verranno prodotti più volte più indici dei libri proibiti. La curiosità è che in quell'arco di tempo, meno di 100 anni, solo in Italia c'erano più di 20 versioni diverse della Bibbia in volgare, e il concilio le mette all'indice, cioè la Bibbia diventa un libro proibito in volgare, ovviamente. Quindi il tema del portare, ovviamente sono passati secoli e il mondo è evoluto, però c'è questo pensiero interessante, cioè che non è fine a se stesso. Il pensiero stesso di portare la Bibbia in volgare e nel dialetto ha in qualche modo, secondo me, un filo verso quello spirito che c'era nel produrre delle versioni volgari. Quindi è anche così un richiamo alla storia che secondo me è importante e vale la pena di rifletterci. Io non dico altro.